Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Noto, smantellata l'azienda dello spaccio, 10 gli arrestati, 5 in carcere. C'era chi diceva grazie a chi comprava la droga, così il lavoro. E c'era pure chi acquistava le dosi in sella al cavallo. Vittoria, in carcere a Ragusa, l'uomo accusato di aver ucciso Angelo Ventura, ha ritrovato il fucile per l'agguato mortale. Droga e telefonini dietro le sbarre. A Messina, perquisiti nel penitenziario di Gazzi, oltre a 21 detenuti e anche 9 agenti penitenziari. Catania ha trovato il punto di fuga del gas che ha provocato l'esplosione a Trappeto Nord. Gli sfollati della zona rossa chiedono aiuto all'arcivescovo Renna. Le iniziative legate alla festa di Sant'Agata vedono quest'anno protagonisti i giovani. I grandi momenti liturgici e le imponenti processioni saranno seguite in diretta da Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web. Barcellona Pozzo di Gotto, 4 patteggiamenti al processo per l'incendio che ha devastato Stromboli nel corso delle riprese di una fiction. La sanità siciliana non è così grave. Il presidente Schifani inaugura a Messina il nuovo pronto soccorso e corregge l'assessore Faraoni, che aveva parlato di servizio regionale in terapia intensiva. Calcio, al Barbera stasera arriva il Pisa. Nel Palermo probabile l'esordio del neodifensore Magnani. In Serie C, Catania fra mercato e campionato. Rossazzurri domenica a Cerignola. 10 anni al Quirinale è il record di Sergio Mattarella, eletto per 2 volte al Colle, la prima nel 2015, la seconda nel 2022. 10 anni nei quali il capo dello Stato, siciliano di Palermo, ha fronteggiato diverse crisi di governo, il Covid, difficoltà economiche e politiche, nelle quali ha sempre ribadito il suo ruolo di arbitro e garante della Costituzione. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione, aveva detto in occasione del giuramento davanti alle Camere, un impegno al quale non è mai venuto meno. Le notizie adesso. Droga sui tetti e clienti a cavallo per comprarla. Smantellata a Noto l'azienda dello spaccio. 10 arrestati, scoperti anche con le intercettazioni. Grazie a tuo marito io lavoro, diceva uno spacciatore alla moglie di un cliente. Francesco Aloi. C'è chi andava ad acquistare la droga anche in sella al cavallo. Bianco Barocco, si chiama così l'operazione di polizia che ha smantellato quella che era diventata l'azienda dello spaccio, a Noto. 10 le misure cautelari, 5 in carcere. Tra i destinatari, però, 4 erano già in cella per altri motivi. Abbiamo tutti i figli però, belle cose da fare, belle cose da fare. Arrovini incendi, arrovini cristiani, belle cose da fare. Finta, ma belle sui cose da... È nelle intercettazioni come questa che chi spacciava si vantava del business, ma a volte i familiari degli assuntori avevano qualcosa da dire. Te lo giuro, sulla pizzerina, sul serio questo legge. Che ci fai spendere, babà, dai, me le cibo, ricevere ci fai scire, picchiamo che non sa può godere, se te dico, ce l'ho punta. Ti mangia, fa, perché la macchina. Cocaina, eroina, hashish e marijuana. L'azienda dello spaccio era super fornita. Si preparavano le dosi per poi nasconderle in magazzino, o meglio, sotto queste tegole. La vendita dal balcone, a chilometro zero. Nulla però è sfuggito agli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa. Li monitoravano da più di un anno. I 10 adesso sono chiamati a rispondere a vario titolo di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizionamento. Un altro bazar della droga è stato scoperto dalla polizia in un appartamento e in un garage a Picanello, Catania. Era gestito, secondo l'accusa, da uno spacciatore trovato in possesso di 15 kg di stupefacenti, tra marijuana, hashish e la nuova pericolosa Vax, un concentrato di hashish dall'aspetto della cera d'api.
valore sulla droga del mercato 180.000 euro circa. Indagini lampo per l'omicidio di Vittoria. È stato fermato dalla polizia l'uomo accusato di aver ucciso Angelo Ventura. Ritrovato anche il fucile utilizzato per l'agguato. Veronica Barbarino. È stato fermato dalla polizia di Vittoria e trasferito in carcere a Ragusa il presunto responsabile della morte di Angelo Ventura, il 38enne ucciso la scorsa notte a Vittoria con un colpo di fucile alla coscia destra che ha ferito l'arteria femorale. Si tratta di Francesco Lo Monaco, soprannominato Cannata, pregiudicato vittoriese sottoposto a sorveglianza speciale. Il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe stato rintracciato a casa di un parente. Portato in commissariato, è stato sentito a lungo dagli inquirenti alla presenza dell'avvocato difensore. Al termine dell'interrogatorio, il sostituto procuratore ha emesso per il momento il provvedimento di fermo per i reati di porto e detenzione di arma clandestina e l'uomo è stato condotto in carcere a Ragusa. Gravemente indiziato di essere il responsabile del delitto, dovrà ora comparire davanti al GIP per la convalida del fermo e per l'eventuale ulteriore ipotesi accusatoria di omicidio. Inoltre, le immediate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica ed eseguite dal Commissariato di Polizia di Vittoria e dalla Squadra Mobile di Ragusa hanno consentito il ritrovamento del fucile utilizzato per compiere l'omicidio. Nel carcere di Gazzi a Messina, perquisiti detenuti e agenti per scoprire chi fa entrare in cella telefonini e droga. Francesco Triolo. Un'operazione scattata nella notte, una serie di perquisizioni all'interno del carcere messinese di Gazzi eseguite dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria sotto la lente delle forze dell'ordine 21 detenuti e 9 agenti in servizio presso la struttura. Il provvedimento chiesto alla Procura della Repubblica ha riguardato anche altri 4 soggetti indagati a piede libero agli arresti domiciliari nell'ambito di altri procedimenti. Complessivamente sono stati 34 i soggetti controllati, un'attività che nasce dopo il ritrovamento un paio di notti fa di un drone con droghe e telefonini che, dopo aver sbattuto contro la schermatura elettronica che protegge il carcere dalle intrusioni aeree, è caduta all'interno del piazzale dello stabilimento della Gazzetta del Sud. Agganciati aveva 2 telefonini analogici, 100 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. L'inchiesta ha riguardato un gruppo di persone che si ritiene allo Stato essersi associate tra loro con l'obiettivo di introdurre all'interno telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, potendo contare sulla disponibilità di alcuni agenti della polizia penitenziaria. Le indagini infatti hanno consentito di ricostruire una fitta rete di comunicazioni telefoniche tra detenuti e l'ambiente esterno ed una consistente attività di consumo e cessione di stupefacente tra i detenuti. Adesso siamo a Catania, è stato trovato il punto di fuga del gas che ha provocato la terribile esplosione nel quartiere di Trappeto Nord. Gli sfollati della zona rossa adesso si rivolgono all'arcivescovo. Aiutateci a trovare un alloggio. Dusi Lazzara. Hanno trovato il danno di dove è venuto. So che cosa fanno, non mi hanno riferito solo questo. Poi non mi hanno detto fra un giorno, 2 giorni, non l'hanno detto. Non c'è ancora l'ufficialità perché è in corso un'inchiesta, dicono i tecnici al lavoro. Stamattina però si scava in quel maledetto punto da dove è uscito il gas che ha distrutto 2 case, danneggiando un intero quartiere. Si scava dopo aver individuato il cedimento su una delle 2 condotte principali del gas, a pochi metri dalle macerie. C'è molta cautela anche fra i vigili del fuoco e i tecnici di Rete Gas, che dopo la tragedia sfiorata hanno interdetto l'area, adesso sotto sequestro. Intanto le famiglie ospitate nel residence alla Playa chiedono una sistemazione stabile all'amministrazione. Tramontata l'ipotesi di un alloggio in un istituto religioso, adesso si rivolgono direttamente all'arcivescovo Luigi Renna. Questa fede ha bisogno delle braccia, ha bisogno delle nostre braccia. Allora noi abbiamo bisogno di un aiuto. Avevamo sentito dire che c'erano la possibilità di avere dei mini appartamenti in via Sebastiano Catania. Le spiego, non è che noi vogliamo comodità, noi ci acconiamo anche del mini appartamento. La prego, intervenite. Resta il disagio per tutto il quartiere di Trappeto Nord e via Santa Sofia, 10.000 le persone che non hanno ancora la fornitura di gas. Come state organizzando? Con la vecchia maniera, riscaldando l'acqua, facendo la doccia con
con le vaschette. Ma i tempi vi hanno detto qualcosa? No, ho chiesto pure se ci fosse un sito dove poter avere degli aggiornamenti, ma hanno detto che non sanno niente. Va avanti anche l'inchiesta della Procura che ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Siamo a Catania, si avvicina la festa di Sant'Agata che vedrà protagonisti l'anno del Giubileo, i giovani. Come ogni anno Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web seguiranno in diretta i momenti liturgici e le processioni. Adelaide Barbagallo. Sant'Agata, una festa che si apre ai giovani e li coinvolge sempre più, a partire dal concorso delle scuole Catania e Casa, con l'obiettivo di rafforzare il senso civico dei cittadini per una città più pulita. Tra i video che si sono aggiudicati il primo posto, a vincere sono stati il convitto Cutelli, gli istituti De Roberto e Pistalozzi. Saranno diffusi in tutti i social del comune e saranno questi ragazzini a salire sulla carrozza del Senato il 3 febbraio per la processione della cera e non il sindaco, una scelta ben precisa di Enrico Trantini. Perché non voglio che si pensi che diventi un simbolo per magnificare la propria condizione, assolutamente no, io sono un cittadino come tutti quanti gli altri e seguo il percorso dei cittadini. Nelle micro discariche alcuni giovani artisti realizzeranno delle opere per invitare al rispetto dei luoghi e poi largo al talento musicale dei ragazzi, già il 2 in occasione della consegna della Candelora d'Oro con i violini della Speranza, il 3 sera il coro di voci bianche, i fanciulli di Agata, oltre al coro lirico siciliano. Sant'Agata viene per invitare al rinnovamento, per invitare alla conversione, per invitarci ad avere speranza che i piccoli gesti belli costruiscono il bello, che i piccoli gesti buoni costruiscono bontà nella nostra terra. Il conto alla rovescia è iniziato, Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web con devoti tutti, come ogni anno seguiranno tutti i momenti e le processioni con una novità e una scelta editoriale ben precise. Più festa e pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie, nel rispetto dei fedeli, dei telespettatori e dei nostri partner commerciali. Per questo motivo verranno introdotte innovative forme di comunicazione che consentiranno di contenere le interruzioni. Si comincia il 3 con la prima diretta per l'uscita della carrozza del Senato e la processione dell'offerta della cera. Restiamo a Catania. Minacce agli automobilisti che parcheggiano e aggressioni in pieno centro storico nel parcheggio della MTS in Corso Sicilia. La denuncia è del vicepresidente del primo municipio, Arcidiacono, che riferisce di persone senza fissa dimora che pretendono denaro nonostante gli utenti abbiano già pagato la sosta alle casse automatiche. In qualche caso, dinanzi al rifiuto degli automobilisti di pagare, dice ancora Arcidiacono, alcune auto sono state danneggiate. Il prefetto di Catania Librizzi ha disposto l'accesso al comune di Paternò per verificare se in quell'amministrazione esistono infiltrazioni mafiose. La commissione si è insediata stamattina, avrà 3 mesi rinnovabili per realizzare gli accertamenti. L'incendio adesso che ha devastato a suo tempo l'isola di Stromboli durante le riprese di una fiction, il processo si conclude con 4 patteggiamenti. Desiree Ferlito. Si chiude in tribunale a Barcellona Pozzo di Gotto la vicenda giudiziaria seguita all'incendio che aveva devastato Stromboli durante le riprese della fiction Rai, sempre al tuo fianco. Patteggiano i 4 imputati, Roberto Ricci ed Elio Terribili, responsabili degli effetti speciali, e i produttori Matteo Levi e Luca Palmentieri. Per loro, accusati di disastro ambientale colposo, il magistrato ha accolto il ricorso alla giustizia riparativa, cioè il pagamento di multe da 15 a 120.000 euro. Inoltre la società che ha realizzato la produzione, la 11 marzo, ha messo a disposizione un fondo di 800.000 euro per il ripristino dei danni provocati all'ambiente. Stromboli incassa una sconfitta, ha tuttavia commentato Rosa Oliva, presidente della Proloco di Stromboli. Le associazioni non sono state ammesse alla costituzione in giudizio, per noi non è un bel risultato. A Messina è inaugurato il nuovo pronto soccorso del Policlinico. È stata l'occasione per il presidente della regione Schifani per parlare della sanità siciliana e per correggere il neoassessore Faraoni. Francesco Triolo. Secondo me vi sono delle criticità che naturalmente vanno rimosse e vanno affrontate. Non darei una visione così estremamente negativa e preoccupante, quindi bisogna capire bene quale fosse il pensiero dell'assessore in questa espressione.
Le parole del presidente della regione Renato Schifani sanno di monito per la sanità siciliana e forse anche per la neoassessora alla salute Daniela Faraoni, che appena ieri aveva detto la sanità siciliana è in terapia intensiva. Schifani ha sottolineato anche quali saranno i principi su cui verrà costruita la nuova rete ospedaliera della regione. No campanilismi, no doppioni di reparti a distanza di pochi chilometri. Occorre avere di fare queste scelte, ma questo lo facciamo perché in carenza di medici dobbiamo razionalizzare l'assistenza facendo in modo che i cittadini abbiano una qualificata assistenza, ma che la distribuzione del sanitario e parasanitario sul territorio sia intelligente e illuminato. Parole che Schifani ha pronunciato questa mattina a Messina in occasione dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso del Policlinico. 4 anni di lavori per una struttura fondamentale per la città, ma il governatore ha avvertito, dopo i tagli di nastro occorre altro. Il problema è il dopo, la gestione, la efficienza, la risposta ai cittadini, quindi non si possono registrare soltanto momenti iniziali come questi, sono belli e positivi, ma devono e pretenderò durante il mio mandato che questi momenti siano continui, continuativi e non soltanto simbolici come oggi. Ogni anno tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, numeri allarmanti in particolare per la nostra regione, e il Banco Alimentare è precursore nella lotta allo spreco. Per noi è andato Marco Gullà. Sapevate che in Sicilia ogni anno circa 400.000 tonnellate di alimenti vengono sprecate? Un dato allarmante. Questo spreco è distribuito tra vari settori, con l'agricoltura, la distribuzione e la ristorazione che contribuiscono in modo significativo. Solo una piccola percentuale di cibo viene donata a coloro che ne hanno bisogno, mentre il resto diventa rifiuto, comportando gravi impatti economici e ambientali. E allora siamo stati al Banco Alimentare della Sicilia occidentale con sede a Cinisi, nel Palermitano. Il lavoro è minuzioso per garantire meno spreco possibile. Grande distribuzione organizzata, aziende, mercati ortofrutticoli, distribuisce questi alimenti recuperati alle strutture caritative convenzionate. In questo momento abbiamo 311 strutture caritative che assistono 119.000 persone che vivono in stato di bisogno nella Sicilia occidentale. Si compra più cibo di quello che serve, si lascia che frutta e ortaggi si deteriorino, si mette nel piatto più di quello che si possa mangiare. Lo spreco in sintesi. E quanto cibo si recupera? Nel 2024 abbiamo recuperato e distribuito 5.000 tonnellate di alimenti per un controvalore economico di 14.200.000 euro. Consigli per le famiglie. Noi sappiamo che laddove c'è consumare preferibilmente entro, il prodotto può essere consumato anche dopo questa data, chiamiamola di scadenza, differenza invece di laddove dice da consumare entro, che è tassativo, e allora è preferibile non consumare. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, al Barbera stasera arriva il Pisa e poi le ultime di mercato del Catania. Vi aspettiamo. Calcio, al Barbera stasera arriva il Pisa, seconda forza del campionato. Nel Palermo probabile l'esordio del neodifensore Magnani. Scelte quasi fatte per Dionisi. Marco Gullà. Per un giorno il calciomercato viene messo in naftalina, l'attenzione è solo verso la partita di stasera. Al Barbera l'anticipo della 24esima giornata tra Palermo e Pisa, un match decisamente insidioso per la compagine rosanero. I toscani, secondi in classifica, sono la rivelazione del campionato. Dionisi avrà a disposizione il nuovo arrivato Magnani, che viaggia verso una maglia dal primo minuto nella settimana in cui i tifosi del Palermo speravano già di poter contare, quantomeno per uno spezzone di gara, sul bomber finlandese Po Giampalo, ancora bloccato dal Venezia in attesa di un sostituto. Pisa che viaggia a vele spiegate verso la Serie A. Pisa investe soldi da anni, quindi io pensavo che il Pisa avrebbe lottato per vincere il campionato dall'inizio dell'anno. Poi ovvio che questo gap tra noi e loro, merito loro, demerito nostro, e quindi domani però non si gioca 50 punti contro 30 punti, si gioca Palermo-Pisa. In quella partita si gioca per 0, 1, 3 punti. Brunori e Leduaroni in attacco, Ranocchia, Gomez e Segre a centrocampo, confermato il 3-5-2, Saric, Apua e Del Ciauro lasciano il Palermo e non sono stati convocati, out anche Insigne, fischio d'inizio stasera alle 20:30.
Il Catania fra mercato e campionato. Rossazzurri domenica a Cerignola, fra poco la conferenza stampa di Toscano. Intanto si tenta di completare attacco e difesa. La sfida con il Cerignola, secondo in classifica insieme al Benevento, ma anche il mercato che chiude lunedì a mezzanotte. Il Catania vive giorni che possono incidere molto sulla stagione, ma anche sul futuro. La partita con la squadra di Peppe e Raffaele, che Telecolo trasmetterà in diretta e in chiaro, è indubbiamente delicata, perché di fronte c'è un gruppo che lotta per il primato, cosa che non è riuscita al Catania, ma vale il ragionamento fatto per la trasferta di Benevento e sfumato negli ultimi 20 minuti. Una vittoria potrebbe cambiare il campionato del Catania. Di certo si parte dalle cose positive, viste con il Giuliano, Guglielmotti confermato a destra e Di Tacchio che sarà al suo posto in mediana insieme a De Rose, possibile impiego dall'inizio per Dalmonte. Sul mercato si cerca, come risaputo, difensore e attaccante. Allegretto, sempre in pole per il reparto arretrato, con Stramaccioni seguito da altre squadre come alternativa. In attacco le riserve saranno sciolte probabilmente l'ultimo giorno, sfumato Ongaro, resta Finotto il favorito. Arriva intanto l'ufficialità di Costantino al Messina in prestito. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.